Grande attenzione anche in Veneto per l'epidemia di un virus respiratorio sinciziale che si sta diffondendo un po' in tutta Italia. Un'infezione respiratoria particolarmente pericolosa per i neonati che presentano principalmente bronchioliti e talvolta polmoniti, costringendoli a passaggi in ospedale. Nella provincia di Treviso si sono registrati 25 ricoveri in una settimana, attualmente ne sono rimasti 5 in degenza. A Padova 16, dei quali 4 intubati. Negli ospedali dell'ULSS 4 Veneto Orientale ci sono 4 bimbi di 2 mesi sottoposti a ventilazione intensiva e anche all'ospedale all'Angelo di Mestre sono attualmente presenti 4 bimbi fra i 25 e i 50 giorni di vita, sottoposti in reparto a ossigenoterapia e idratazione in vena per i 3 o 4 giorni di degenza previsti. Il virus respiratorio sinciziale fu isolato per la prima volta nel 1956 ed è uno di quelli a più frequente circolazione nel mondo durante la stagione invernale. Si è quindi presentato con 2 mesi di anticipo rispetto al periodo abituale che nell'ultima ventina di anni era concentrato fra dicembre e gennaio. Il recente allentamento delle misure anti-Covid, dal lavaggio delle mani all'uso delle mascherine, associato al rientro a scuola dei bimbi, ha contribuito alla diffusione del virus dopo che proprio una maggiore attenzione ne aveva limitato la circolazione. I segni dell'infezione, soprattutto nei primi mesi di vita, si riconoscono in una difficoltà respiratoria descritta con affanno, respiro superficiale e aumento della frequenza respiratoria. Inizialmente è simile a un semplice raffreddore. Per circa 3 giorni i neonati hanno starnuti, tosse, mal di gola e febbre. Dal terzo al quinto giorno manifestano un aumento della frequenza respiratoria e talvolta, quando il respiro si fa difficoltoso, è necessario ricorrere all'ossigeno o alla ventilazione non invasiva. La prevenzione è standard: lavaggio delle mani, fazzoletti monouso da buttare sempre nella spazzatura, mascherine da indossare soprattutto se si è raffreddati e soprattutto il distanziamento in caso di altri fratellini malati anche solo di raffreddore in casa.